Allora, giornata di Pasquetta, siamo qui insieme al campanin a suonare campane. Ma come lei suona le campane? Come si comincia? E praticamente la passione del personale campane nasce da quando te figlio. Per me sono nasciuto in vicoli di Zena e vedevo tra i primi campanini a Zena, poi cian cianin veniva la passione, a un anno cominciò a suonare e insegno ovviamente a questi figli qui e che ne tanti, un più piccino da 2 anni e poi praticamente sono un civetto, diciamo, no? Dunque, lei è un maestro. Praticamente sì, se mi vuoi chiamare Metto, chiamami Metto, ma mi sono comunemente Riccardo, eh. Sono presidente dell'associazione Genova Carion de Zena, cioè proprio siamo stati quelli che abbiamo cominciato i nostri vegli, già a fine dell'Ottocento, a raggiungere le campane e cercare di completare il più possibile. Chi che 2 campane praticamente è come avere un pianoforte con tutte le settime minore, ovviamente. Ho incontrato un maestro Riccardo a Mignanego e avevo 15 anni, 16 anni circa. Ciancianino imparò con un timpanetto che è lo strumento che usiamo in altri campanelli per imparare suonate, musiche. E a curiosità, com'è che te vieni a qua di imparare a suonare di imprendere quest'arte chi dimo? Per passione, Eva, e anche a musica e tradizioni do paese, che anche che bisogno di suoni che portano avanti. E de norma se suona durante le feste comandè o se dunque d'estate alle feste do paese. Ma mi vedeva che gli altri suonare senza avere in spartivo, senza come si fa, come a memoria, come si fa? Tutta a memoria, a seconda di varie tradizioni si mandano avanti tutte le suonate che ci hanno insegnato i nostri maestri, come in questo caso anche Riccardo. Io ho iniziato nel 2009 con lui, avevo 9 anni e tuttora siamo arrivati nel 2024, sono ancora qui e continuerò sempre. No, comunque poi ci sono anche opportunità, come nel mio caso o anche nel caso di Giulio, che ci creiamo proprio le nostre suonate, si dedicano alle persone più care, nel mio caso dedicata alla mia compagna, e poi c'è chi magari la dedica a una nipote o a tante persone, comunque senza spartito, tutta memoria. Abbiamo tanti campanili, siamo arrivati a 145 campanili sparsi fra Zena, Liguria, Piemonte e anche Val d'Aosta, poi più distante che le Sonera, che 2 campane del metodo di un nostro purtroppo socio che fonda tu, Mantero Michele, che veniva a mancare il giorno del 4 gennaio 2 anni fa, purtroppo è stata una grossa perdita e cerchiamo sempre di ricordare e suonare sempre in memoria sua. Tutte quante fanno una nota differente queste campane? Assolutamente sì, partiamo da ogni tipo di nota, possiamo avere il do piuttosto che re, mi, qualsiasi tipo di nota che provvede la campana. E un materiale di queste campane qui come sono fatte? Stagno e rame, 22% del stagno e stanno tutto del rame. E a cottura a 1250 gradi. Dunque anche a percentuale è importante. Giusto perché più che meno stagno, la campana diventa calante. La campana ha bisogno di 60 giorni di lavorazione, di preparazione e un momento da fusione. E quando sciolto il liquido dal forno, si deve riempire tutte le campane, ovviamente. Allora è proprio una cosa vegia di veggi fonditui. La campana praticamente quando si rompe è sempre meglio rifarla. Però praticamente se poi corregge fino a un quarto di tu, se si tocca dalla parte esterna, si lima il filo a campana cresce. Se si vuole fare calare, si tocca nel bordo interno, 10-12 cm in cima in salita, praticamente la campana a calda e vuole. Ma mai andare oltre il quarto di tu, se la campana si rovina tutto. Non insegnò così i veggi.